Eccoci con Antonio Di Pietro, ben trovato. Le chiedo innanzitutto se ha letto queste diciamo, ricostruzioni delle intercettazioni e magari se si è arrabbiato per il fatto che Napolitano parlerebbe male di lei. Ma guarda, voglio dire, non ci voleva l'indovino per capire che quando due persone che si conoscono fra 40 anni, al di là dell'ufficialità, uno Presidente della Repubblica, uno ex Vicepresidente del Senato, Ministro degli Interni, Presidente del Senato, parlandosi dopo 40 anni che si conoscono, si lasciano andare anche apprezzamenti e valutazioni. E che il Presidente della Repubblica Napolitano possa aver espresso critiche nei confronti di Berlusconi proprio nel momento in cui stava passando al governo Monti, che si sia lasciata andare a qualche parola di troppo nei confronti della Procura di Palermo e abbia criticato me che appunto non condividevo il fatto che non si andava a votare dopo la caduta del governo Berlusconi, o il fatto che essendo Di Pietro che diciamo così ce l'ha sempre avuto tra i piedi, una critica personale poteva farla. Ci sta tutto, quel che non ci sta è un'altra cosa, ed è cioè che lui deve evitare di sottoporsi ad un'ipotesi di ricatto di tal genere. Ricorrere alla consulta per un fatto banale del genere vuol dire utilizzare le proprie istituzioni, il proprio ruolo, la propria funzione per cose che vanno oltre quindi le ragioni per cui si ricorre alla Corte secondo Costituzionale. lei, secondo Di Pietro, converrebbe a Napolitano rendere note quelle telefonate in fondo? L'appello che io faccio al Presidente Napolitano è una sola. Anche se mi ha mandato a quel paese me e qualcun altro, capisco che è una telefonata privata e ne prendo atto e ci beve un bicchiere sopra. Però lei dice anche che da capo del CSM il fatto che Napolitano dia dei giudizi poco lusinghieri sui magistrati non è il massimo. Vabbè, ma se da capo del CSM non rispetta il ruolo dei magistrati, la colpa non è di chi pubblica le telefonate, è di chi non rispetta il ruolo delle telefonate dei magistrati. Allora io l'appello che faccio al Presidente Napolitano: ritiri il conflitto di attribuzione, che è devastante, come dice Zagrebelsky, mette in condizione di imbarazzo la Corte Costituzionale, e Zagrebelsky era un ex presidente della Corte Costituzionale, il quale dovrebbe per forza dargli ragione per non creare una frattura costituzionale. Bene, ritiri quel conflitto e presenti semmai un messaggio alle Camere dicendo: risolvete questa questione. Abbiamo capito. Renda pubbliche le telefonate. Abbiamo capito, renda Di Pietro. pubbliche le telefonate. Andiamo.